ecco. Vai. Ok, allora, bene, allora, signori, noi siamo coloro che hanno ispirato la musica nell'arco dei secoli, signori. Bene, cioè proprio da quando la musica è stata generata fino ai nostri giorni, vero Claudio? Noi abbiamo ispirato i migliori musicisti, abbiamo ispirato chiunque, di tutto e di più. Per esempio, maestro, lei quale maestro ha ispirato? Quale maestro? Cioè? Quale maestro ha ispirato? Ci dica un maestro che ha ispirato. Allora, prego, allora, per esempio. Sì. Ma per il microfono. Sì. Allora, un maestro contemporaneo, soprattutto, oserei dire, non è vero? Un maestro che tutti noi conosciamo, con canzoni straordinarie. Lui, per esempio, chi è questo qua? Attenzione. Che cantante sta imitando il nostro? Aspetta, fallo che la gente guarda. Prego. Secondo voi, vai. Cos'è? Che cantante è? Lui, con la maglietta rossa, che cantante è secondo te? Non lo sai? Ok, signori, dove va? Vieni qua. Questo, per esempio, che cantante è? Ligabue. Capito? C'è legato. Capito? Ok, stiamo calmi. Stiamo iniziando. Maestro, lei invece che cosa? Sottino, prego, lei è un maestro. Vada. Per esempio, questo che cantante è? Attenzione. Signor Pascal, attenzione, siamo arrivati in questa camera bellissima, è una camera. Ma chi è questo qua che arriva? Cioè, qua ci sono maestri e lei arriva. Ma attenzione, è una camera troppo bellissima, cioè una camera. L'hai vista la hall? Una hall troppo fantastica. L'hai visto poi tipo che c'è nel bagno tutta la vasca idromassaggio, un po' bellissimo? No, siamo nella camera 651. Ma chi cazzo sei? Chi sono? I Tokyo Hotel. Un hotel Tocco nel senso. Beh, vada lei. Prego. Se qualcuno Allora, indovina, io fatti tenere il coso. Vai. Allora, un cantante antico che abbiamo ispirato noi è, per esempio, lui, no? Vai. Via! Te ne devi andare! Capito? Devi andare via! Ti odio! Basta, vattene! Non ti voglio vedere! Vattene via! Che cantante è? Chopin. Capito? Questa cosa? Questa è. Un applauso, grazie. Ce l'ho! Vieni, ok, attenzione. Sì. Cioè praticamente stamattina, Cioè? sono andato a lavorare. Quando? Stamattina sono andato a lavorare. Ecco. Troppo faticoso. Cioè? Poi sono tornato a casa. Dove? A causa. Causa. Ho un house. Cioè, house inglese. House. Sì? E mi sono preparato da mangiare. Poi sono andato a lavoro. Cioè? Di nuovo ancora più. No. Faticoso. Ho capito, ma chi Sono sei? stanchissimo. Come sei? Stanchissimo. Sono proprio. Io ho ispirato Strauss. Perché sono proprio straussato. Certo. Questa è una cosa che arriva un po' più Dopo. lentamente. Va bene, noi vi lasciamo mangiare. Assolutamente. E ci vediamo dopo. Ciao! Ehi, eccolo, mamma mia, sì, allora, signori, per favore, ecco qui, lui è un mio carissimo allievo, è un bravo, lui è quello dei tre. Ecco qui, signore e signori, per mostrarvi, un applauso al mio allievo, signor, per favore. Chi non applaude ora, non applaude più, per favore. Non ti ho sentito, va bene, andiamo. Applauso, guarda. Ecco, ci siamo. Ecco, signore e signori, che vi dimostrerai il mio allievo in che cosa consiste questa invenzione che vi cambierà la vita, perché oggi sembra, ma che cosa, come è stata scoperta? Cosa? Non è un cappello, minchia, non è un cappello, no, che cos'è? No, zitti, non è una collana di pietra, non è una collana in pietra lavica, non è una collana, che cosa?
Attento, frena. No, che cos'è? Non è Nicola! No, ne servono 4 per avere un... Che cos'è? Che cosa? No, che cosa? Scusa, un soffritto, ti bruci, sei cattivo, ti bruci, non è una palestra. Mettila lei, mettila tutta lei, mettila tutta lei, eccolo qua. Che cos'è? 100, gioca con noi, non è nemmeno quello il gioco, è simile, cioè non è ok il prezzo, giusto, ma compra una vocale, vai la U, attenzione, ha comprato la U, un'altra, compra l'ultima, la uova, che cos'è? Gira la uova, signori, per favore, momento importante, ecco, signore e signori, come è stata scoperta la uova della fortuna. Bravissimo, un applauso al mio allievo, per favore, signori, per favore, arrivederci, a tra poco.